Locali chiusi a mezzanotte, divieto di vendita alcolici dalle 21:30, a meno che non sia consumato all'interno degli esercizi commerciali, e divieto assoluto di consumare bevande alcoliche in aree o spazi pubblici. I locali avranno l'obbligo di controllare e segnalare eventuali assembramenti o comportamenti non corretti alle forze dell'ordine, stop a vendita di alcol in vetro o contenitori di metallo. Sono queste le principali novità contenute nell'ordinanza firmata dal sindaco di Agrigento Lillo Firetto, che regolano di fatto la movida agrigentina fino al prossimo 7 giugno. Un'ordinanza che, come si legge nel provvedimento, si è resa necessaria alla luce di quanto verificatosi il fine settimana scorso, in cui si è registrata un'eccessiva affluenza vicino ad alcuni locali pubblici della città. C'era molta attesa sul contenuto dell'ordinanza del sindaco in seguito alla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal nuovo prefetto di Agrigento. Si era condivisa una strategia molto stringente. La prima ipotesi prevedeva zero alcol dalle 21, avrebbe significato che chi era seduto al ristorante o in pizzeria o a fare l'aperitivo non avrebbe potuto in nessun caso ordinare neanche una birra o un bicchiere di vino, ipotesi che è stata immediatamente bocciata da più fronti. L'ordinanza attuale entra immediatamente in vigore e avrà durata fino al prossimo 7 giugno. Per tutti i cittadini invece è fatto divieto di consumare bevande alcoliche dalle 21:30 alle 6 del mattino in aree pubbliche all'aperto.